Grazie, grazie, buongiorno a tutte e a tutti. È un piacere e un onore essere qui, sia per questa mia nomina recente a accademico dei 40, sia perché per circostanze casuali questa mia presentazione avviene qui a Venezia, che in una sala che conosco molto bene per esserci venuto parecchie volte per presentazioni di libri, conferenze, e così via. E quindi poi sono molto legato a Venezia e ritengo che sia la città più affascinante del mondo, quindi questo mi fa ulteriormente piacere. Com'è? Dura. Sarà dura, ma di solito si dice Venezia mi piace tanto, ma non ci vivrei. Ecco, io ci vivrei invece. E invece una nota triste, visto che anche prima sono state ricordate delle persone, voglio ricordare un grande maestro che non c'è più da pochi giorni, è morto mercoledì, che forse qualcuno di voi conosce sicuramente di nome, era un importante zoologo italiano che si chiama Roberto Argano, che è scomparso abbastanza improvvisamente a 82 anni, e per me è una grandissima perdita perché insomma oltre ad essere stato un maestro era proprio una guida. Io non sarei qui se non avessi fatto delle lunghe conversazioni con lui quando svolgevo una tesi di laurea sul sistema stato-acustico in talpa romana, e da lì presi invece poi la traiettoria più legata alle cose di cui vi sto per raccontare. Dunque, allora, le cose di cui vi sto per raccontare partono da una sorta di, chiamiamolo antefatto, o meglio, da uno spunto fondamentale, che è questo articolo comparso un paio di mesi fa, ha fatto parecchio clamore anche sui giornali, i primissimi di settembre scorso. Un articolo comparso su Science, in cui, come vedete, tra gli autori ci siamo anche io e Fabio Di Vincenzo, che è un mio collega dell'Università di Firenze. Il resto sono tutti colleghi cinesi. Ed è proprio grazie al lavoro dei colleghi cinesi che siamo arrivati a ottenere un risultato piuttosto importante, che si collega a una delle cose che raccontava Barbante prima, cioè non tanto la fase finale, diciamo, dell'Olocene con quella specie di plateau a cui che ci faceva vedere a un certo punto, quanto alla cosiddetta Mid-Pleistocene Transition, cioè al passaggio severo, drammatico direi quasi per molte forme di vita animali e vegetali, intorno allo scoccare dell'ultimo milione di anni, cioè dopo l'ultimo milione di anni dal presente, per un 200-300 mila anni si sono avuti effetti particolarmente visibili, tanto da parlare proprio di una transizione ecologica, una transizione proprio nelle faune e nelle flore, e ovviamente è una transizione che può aver avuto anche un effetto importante sui nostri antenati. E i nostri colleghi cinesi sono riusciti a fare una cosa che non si era mai riusciti a fare, cioè hanno ottenuto una stima, che adesso io qui vi ho riportato molto schematicamente con questo grafico preso da decine di grafici che sono nelle supplementary information di questo articolo, in cui si vede appunto questa strozzatura profonda, questo bottleneck molto stretto, avvenuto proprio intorno a 800-900 mila anni fa, che ha a che fare con una nostra remota origine. Quello che cercherò di raccontarvi in questi 20 minuti è appunto l'inquadramento di questo fenomeno, no? Che non ha a che fare con le origini della nostra specie, ma ha piuttosto a che fare con le origini della specie ancestrale alla nostra. E tutto questo si collega appunto a un fenomeno climatico e paleoecologico importante che è intorno proprio a quei tempi. Comunque, vediamo, poi magari su queste immagini ci torniamo dopo, vediamo un attimo di inquadrare il fenomeno. Allora, questa immagine è giusto per dire che appunto noi consideriamo evoluzione umana questa sorta di rametto qui, cioè ciò che avviene a partire dalla separazione evolutiva tra noi e i nostri parenti più stretti tra i viventi, no? Le scimmie antropomorfe, in particolare il scimpanzé. Noi condividiamo con gli scimpanzé, vuoi che siano scimpanzé comune, vuoi bonobo, qualcosa come il 98,5% del genoma, e tutto questo ha indicato ai biologi molecolari già negli anni 60
anche se ci è voluto quasi 15 anni perché la cosa venisse pienamente accettata, ha indicato che tutto questo può essere tradotto in tempo a partire dall'antenato comune. Questi 4-6 milioni di anni dal presente sono la stima di quello che chiamiamo orologio molecolare, no? Cioè sulla base delle distanze genetiche al presente, la possibilità di inferire in che epoca è iniziata la storia della divergenza tra queste due specie oggi viventi. Più distanti sono i gorilla e quindi più distante l'antenato comune, ancora più distante la scimmia rossa di Borneo e Sumatra, l'orangutang, e quindi vedete delle date ancora più antiche. Questo rametto qui, che si diparte dalla separazione evolutiva tra noi e gli scimpanzé, è convenzionalmente l'evoluzione umana. È un rametto, come sapete benissimo, non è affatto un rametto, è una storia molto complicata che qui io volutamente vi ho confuso ancora di più con questa specie di putiferio di immagini, dove però credo che spicchino abbastanza sia questa scala del tempo, appunto gli ultimi milioni di anni di storia del pianeta, sia tutte queste barrette colorate che rappresentano le varie specie che noi riconosciamo essere esistite in questo periodo di tempo e che rappresentano un po' i nostri antenati barra parenti estinti. Tutte creature bipedi, anche se diciamo così più scimmiesche le prime e più umane le successive. La parte blu è quella che vedete rappresentata tutte da nomi in latino che cominciano per H, no? Quindi sono tutti Homo, mentre le A sono Australopiteco, P Parantropo e così via. Qui ci sono delle rappresentazioni, qui ci sono i manufatti del Paleolitico, qui c'è lo scenario geografico di una storia complessa che per molto tempo è avvenuta in Africa, anzi in una parte dell'Africa, e poi soltanto intorno a 2 milioni di anni fa ha iniziato a essere una storia anche eurasiatica, no? Cioè le forme umane, proprio quelle del genere Homo, hanno iniziato a diffondersi geograficamente. In tutto questo c'è ovviamente il bipedismo, ci sono cambiamenti dentari, c'è il fenomeno che poi insomma è quello che magari ci contraddistingue, ci caratterizza di più, che è il fenomeno dell'encefalizzazione. Proprio negli ultimi 2 milioni di anni, quelli delle plurali grandi diffusioni fuori dall'Africa, è anche il periodo in cui dentro la testa il cervello è via via sempre più cresciuto, insomma, in una maniera anche sorprendente. Parliamo di 3 volte la quantità di encefalo che avevano gli antenati qui in arancione o in ocra. Comunque questo appunto è semplicemente per dirvi che la storia nella quale noi adesso cerchiamo di entrare un attimo meglio è una storia che riguarda una delle fasi finali di tutta questa storia complessa. E poi vi ho messo questa barretta rossa qui, questa linea orizzontale in rosso, giusto per indicarvi quegli 800-900 mila anni del bottleneck, cioè di quella fase di strozzatura genetica, demografica e anche di crisi ambientale di cui si parlava un attimo fa. Vediamo meglio tutto questo trasformando quella serie di barrette blu che sono qui, sembrano quasi i tasti di un pianoforte, in realtà è una storia anch'essa un po' ramificata e complessa, e lo capiamo meglio proprio distribuendo le stesse barrette all'interno di uno scenario geografico meglio articolato, no? Qua parliamo dell'Africa al centro, Europa sopra, Asia orientale sotto. E vedete come la storia del genere Homo negli ultimi 2 milioni di anni è stata una storia di successive diffusioni geografiche. C'è la storia dei blu, diciamo così, cioè delle barrette qui rappresentate in blu, che è una diffusione che risale a quasi 2 milioni di anni fa o giù di lì, e vede discendenti anche arrivati molto vicini al presente. Qui vedete sotto anche una curva climatica simile a quelle che ci ha mostrato poco fa Barbante. E quella mid-Pleistocene transition è proprio questa roba qui, cioè questi primi picchi verso il freddo, no? Che vediamo a partire proprio dallo scoccare dell'ultimo milione di anni in poi. È quella che comunemente si chiama l'era glaciale, ma che in realtà, come vedete, è tutt'altro che una era continua. Sono varie cadute verso il freddo, intervallate da altrettante salite verso un caldo temperato, come la situazione attuale, a parte gli effetti dell'antropocene, è un altro discorso.
Poi c'è stata, adesso saltiamo un attimo dai blu agli arancione, poi c'è stato questo grande triangolo, cioè quello che io ho rappresentato qui con un grande triangolo, non avevo altro modo, cioè è la comparsa della nostra specie Homo sapiens e la sua rapida diffusione planetaria. Tra l'altro l'unica specie, tra parentesi, che si diffonde anche in Australia, nelle Americhe, cosa che non era mai successo prima. Di mezzo, e quando ero studente io, anzi anche un po' dopo, questa veniva chiamata Out of Africa, vedete come ho scritto qui nel titolo, Out of Africa 1, quella dei primi Homo, e questa veniva chiamata Out of Africa 2, quella di Homo sapiens. In realtà in mezzo ci sono stati altri Out of Africa, che qui sono poco rappresentati, ma ce n'è uno. Questo è un grafico di qualche anno fa, che l'avevo fatto una decina d'anni fa, penso addirittura, e vedete qui ci avevo messo un bel punto interrogativo. Proprio in quel punto interrogativo va a inserirsi l'articolo di Science da cui siamo partiti. Cioè il momento di questo bottleneck, di questa strozzatura, di questa possibile origine di una specie che molti di noi chiamano Homo heidelbergensis, sono le barrette verdi di questo grafico che danno origine poi a come tre rami, i Neanderthal qui su, noi Sapiens qui al centro e i Denisova qui sotto. Homo heidelbergensis è un nome che fu coniato molto tempo fa, diciamo siamo nel 1908 per la precisione, anzi siamo nel 7 quando una mandibola viene scoperta alla periferia di un paesetto che c'è tuttora in Germania che si chiama Mauer, vicino a Heidelberg, e questa mandibola, questo signore Otto Schoetensack, gli diede il nome di Homo heidelbergensis, un po' come si faceva all'epoca. Ciascun fossile nuovo era un nuovo nome in latino, adesso fortunatamente questa abitudine è stata persa da tempo, cerchiamo di dare i nomi in latino nel momento in cui abbiamo una certa affidabilità nell'identificare una specie estinta. All'epoca le conoscenze erano talmente modeste che ogni novità fossile, no, poteva rappresentare una nuova ipotesi di specie estinta. Questa mandibola, questo nome, questo Homo heidelbergensis, è rimasto quasi per un secolo, almeno per molti decenni, legato a quella mandibola. Era come un po' l'etichetta da mettere in museo nella teca della mandibola. Quando appunto poi alla fine del secolo scorso, verso il 96-97, un certo Philip Reitmeier, un collega americano, ha detto che ha proposto che questo nome potesse essere applicato a una serie di fossili che ormai si conoscevano da tempo e che all'epoca venivano chiamati Homo sapiens arcaico, cioè come a dire forme arcaiche di una specie moderna, ma in realtà moderni non sono, come vedete, perché sono forme umane piuttosto encefalizzate, questo sì, ma il loro cranio è completamente diverso dal nostro, è un cranio allungato anteroposteriormente, un po' come sarà anche quello dei Neanderthal o dei Denisova, per quanto ne possiamo immaginare. Quindi una specie di vettore di accrescimento anteroposteriore di questo cranio che non corrisponde esattamente alla connotazione più importante forse della nostra specie, cioè di avere un cranio tendenzialmente rotondeggiante. E quindi Homo sapiens arcaico, per modo di dire, disse in qualche modo Philip Reitmeier nel 96, e disse anzi no, probabilmente questi sono una vera e propria specie a cui possiamo dare il nome di Homo heidelbergensis, perché fra loro forse c'è anche la mandibola scoperta agli inizi del secolo a Mauer, e che in quanto proprio specie ha una sua origine localizzata e due altre strozzature in corrispondenza delle origini di specie derivate come i sapiens o i Neanderthal. E questo puntino interrogativo che c'era qui nel 96 allude a qualcosa che all'epoca non si sapeva proprio, perché i Denisova, di cui stiamo per parlare anche se brevemente, non avevano proprio neanche un nome, insomma, diciamo forme tarde di Heidelbergensis in Asia, ecco questo è il punto interrogativo che c'è qui. Però vedete anche qui, nell'ipotesi di Reitmeier, così come nello schema mio che vi facevo vedere prima con questo punto interrogativo, ritornano questi 800.000 anni, cioè questo momento di possibile origine di una nuova specie chiamata appunto Homo heidelbergensis, non da Reitmeier, ma da Schoetensack nel 1908.
A questa specie appartengono diversi reperti, non ve li ho presentati, ma insomma questi sono forse alcuni dei reperti più significativi, questo che viene dalla Grecia, Petralona, questo che viene dallo Zambia, che si chiama Kabwe, nome coloniale era Broken Hill. Eh, oddio, non so perché è andato avanti. E quest'altro che viene è uno dei reperti cinesi, si chiama Jinyushan. Ma tra loro c'è anche un reperto italiano che forse qualcuno di voi avrà sentito nominare, che si chiama Ceprano, che era stato studiato anche da un importante accademico dei Lincei, il professor Ascenzi, con cui io collaborai per alcuni anni, purtroppo erano gli ultimi due della sua vita. Il cranio di Ceprano è un cranio particolarmente interessante perché, malgrado gli manchi la faccia, cioè sia un cranio incompleto, quello che noi tecnicamente chiamiamo un calvario, cioè un cranio appunto senza il massiccio facciale, però è un cranio che ha delle caratteristiche arcaiche tali da poter rappresentare un po' la forma ancestrale proprio di questa specie, cioè qualcosa che è all'origine di questa variabilità che, come vedete anche dal grafico di Earthmai del 96, diventa una variabilità intercontinentale, cioè compare probabilmente in Africa e si diffonde. E diffondendosi dà origine a tre discendenti, diciamo come tre figli di uno stesso padre, che siamo rispettivamente noi, Homo sapiens, e qua vedete quella testa rotondeggiante, diciamo che nasconde alcune nostre caratteristiche peculiari, così come i Neanderthal, qui c'è un reperto francese famosissimo, o i Denisova, che conosciamo soltanto da una dozzina d'anni grazie al DNA, no? Sapete che il premio Nobel Svante Pebo, che l'Accademia dei Lincei aveva nominato socio un anno prima, quindi l'Accademia dei Lincei ha battuto di un anno quella svedese, insomma, in qualche modo, nel dare merito a quello che è considerato il padre della paleogenomica, no? Cioè quello che ha per primo, era il 1997, insieme al suo laboratorio e ai suoi colleghi di Lipsia, ha per primo estratto DNA da dei fossili e ottenendo delle informazioni preziosissime, per esempio proprio sui Neanderthal, oppure da questa falange, anzi questa falangetta rinvenuta in una grotta qui sui Monti Altai, al confine tra la Siberia e la Mongolia. La grotta si chiama appunto Denisova, che non si riusciva a capire dalla morfologia se fosse un Neanderthal, un Sapiens. Estratto il DNA si è scoperto che non era né un Neanderthal né un Sapiens, ma una specie di terzo incomodo che nessuno ancora conosceva e con un genoma tutto suo, anche se con delle evidenti affinità sia con i Neanderthal che con i Sapiens, e da quel momento prudentemente questi nostri parenti estinti vengono chiamati Denisova o qualcuno li chiama Denisoviani. Non è stato dato un nome in latino, ma è probabile che si tratti di una specie anch'essa, discendente dall'antenato Homo heidelbergensis, la discendenza qua di tipo asiatico. Chissà che anche Jin Yushan, in realtà, più che un heidelbergensis tardo, sia uno dei primi Denisova. Sicuramente Dali, molti lo considerano un altro fossile cinese, e molti lo considerano un possibile Denisova, oppure un nuovo reperto che è stato studiato dai cinesi insieme a un collega inglese che si chiama Chris Stringer, si chiama Harbin questo reperto. Un reperto che ha una storia incredibile, scoperto negli anni 30 e in dei lavori per la costruzione di un ponte e poi infilato in un pozzo da uno di questi operai che l'aveva scoperto e recuperato soltanto qualche anno fa dai nipoti di questo signore. E questo è un cranio incredibile, enorme tra l'altro, il più grande cranio, già questi sono piuttosto grandini, ma insomma quello è veramente un gigante. E potrebbe essere anche lui uno dei Denisova. Il problema è che non riusciamo a combinare ancora la morfologia di questi reperti con il DNA che abbiamo invece da questa falangetta, di un dito mignolo della mano sinistra di una donna. Cioè, quindi un osso veramente molto piccolo da cui è venuto fuori l'intero genoma di questa specie, ma a cui non riusciamo a dare un volto in qualche modo. Succede poi a un certo punto che da una allopatria, cioè da una distribuzione in aree distinte geografiche, queste tre specie entrino in simpatria, cioè ce n'è una di loro, Sapiens,
che inizia a diffondersi in maniera piuttosto importante. È quel triangolo arancione che vi facevo vedere in un'immagine precedente. E questa diffusione geografica comporta la coesistenza, diciamo così, tra una specie, tra tre discendenti di Homo heidelbergensis, due con la testa allungata e uno con la testa rotonda. Ed è proprio il fatto della testa rotonda che probabilmente, ecco qua c'è un confronto tra la morfologia di uno scheletro di Neanderthal qui sotto e la morfologia di uno scheletro sapiens. E già dallo scheletro, per quanto insomma è evidente che si tratti di due scheletri umani, però si vedono una serie di differenze, che poi andando a focalizzare su alcuni distretti, non so, il cinto pelvico, la forma della gabbia toracica, ma anche dettagli minimi come la forma della cavità glenoidea della scapola, oppure aspetti più macroscopici come la forma e le caratteristiche del cranio, beh, si capisce che queste sono veramente due specie diverse, cioè simili ma al tempo stesso profondamente diverse. Una mia collega archeologa britannica ha scritto un libro molto bello che ha avuto un successo mondiale, ehm, che si intitola Kindred. E io non sapevo che volesse dire in inglese esattamente kindred, me lo sono andato a cercare e vuol dire appunto simili, quasi uguali ma diversi. Ed è proprio esattamente la fotografia dei Neanderthal, cioè delle creature molto simili a noi, con un grande cervello, molto encefalizzate, con una struttura corporea molto prossima alla nostra, ma al tempo stesso nettamente diverse. Cosa che è stata anche dimostrata dal DNA antico, che ha mostrato appunto come i Neanderthal per alcuni aspetti del loro genoma siano due volte fuori, due deviazioni standard fuori dalla nostra variabilità. Quindi davvero due specie distinte, anche se, come penso tutti sapete, questo ce l'ha dimostrato appunto la paleogenomica, è in grado di ibridarsi tra loro. E l'ibridazione è probabilmente stata dovuta al fatto, la possibilità di ibridarsi, anche se raramente, anche se in certe aree geografiche, anche se in una fetta limitata di tempo, anche se non sempre in maniera del tutto fertile, cioè producendo ibridi del tutto fertili, però ibridazioni sono avvenute, lo sappiamo dal DNA nostro che conserva delle porzioni piccole di DNA loro, e forse tutto questo deriva proprio, anzi senz'altro deriva proprio dal fatto che deriviamo entrambi dalla specie ancestrale Homo heidelbergensis. Però appunto una delle due ha prevalso e qua c'è un schemino giusto per dire che questa testa rotonda non è una specie di effetto di carrozzeria, insomma, non è un aspetto puramente morfologico, ma ha degli effetti funzionali straordinari proprio sul sistema nervoso. Cioè il fatto che nel nostro accrescimento e sviluppo la testa tende a svilupparsi in maniera rotondeggiante ha comportato l'apertura di certe aree cerebrali, encefaliche, soprattutto nelle aree parietali, che hanno comportato dei cambiamenti formidabili dal punto di vista cognitivo, no? Cioè dal punto di vista delle associazioni, dell'immaginazione e di quello che chiamiamo comunemente pensiero simbolico, lo stesso che stiamo usando in questo momento parlando, no? Cioè anche il linguaggio è un insieme di simboli combinati. Ed è così che appunto la specie Homo sapiens a un certo punto iniziata, comparsa 200-250 mila anni fa in Africa, rapidamente si diffonde e colonizza, diciamo come si usa dire, tutte le terre emerse, entra in simpatria anche con i Neanderthal, i Denisova, ma anche forse con gli ultimi Erectus in Indonesia, con i nanetti dell'isola di Flores. L'isola di Flores è qua sotto, Celebes, è un'isoletta a metà strada tra l'Indonesia e l'Australia, dove si erano andati a rintanare, per così dire, dei nostri parenti estinti molto remoti. Bene, insomma, Homo sapiens si diffonde e forse proprio per quelle caratteristiche cognitive di cui abbiamo appena detto, e quindi quella testa rotonda e quindi quegli effetti, diciamo, legati all'accrescimento e allo sviluppo, ha la capacità di adattarsi meglio all'ambiente e di fatto di prevalere rispetto ad altre forme
in una specie di competizione, no? C'è un termine che usiamo in biologia evoluzionistica che è esclusione competitiva, cioè due specie che entrano in simpatria, cioè vivono negli stessi territori, non possono coesistere più di tanto, a un certo punto una delle due tende a prevalere e può bastare, no? Quel poco in più, anche se forse è poco relativo, visto che questa roba qui, come quelle che chiamate le cappelle sistine della preistoria, o quest'altra roba qui, chiamate le Venere paleolitiche, solo Homo sapiens a un certo punto le produce, no? E manifestando proprio queste capacità di pensiero simbolico particolarmente avanzate. Come vi dicevo appunto, la paleogenomica, il premio Nobel Svante Pääbo e diversi altri ci hanno mostrato appunto non solo l'esistenza di questi Denisova, ma anche le ibridazioni che ci devono essere state più volte tra Denisova e Neanderthal e poi tra i modern humans, come sono chiamati qui, cioè Homo sapiens, in diffusione geografica, come indica questo grafico qui, che è un po' riassuntivo di tutto quello che abbiamo detto fino adesso, e le varie altre specie. Progressi davvero formidabili di tutto questo, tutto parte da quella strozzatura genetica di 800-900 mila anni fa. Per questo io e Fabio Di Vincenzo abbiamo molto volentieri contribuito allo studio dei cinesi quando, ma un paio d'anni fa, loro ci dissero che avevano trovato questa strozzatura genetica. In che modo? Studiando la variabilità genetica attuale e andando indietro con un principio di coalescenza, con un nuovo software che loro stessi avevano prodotto, che ha consentito per la prima volta di andare così tanto indietro nel tempo e ritrovare questa strozzatura genetica di 900.000 anni fa, ma fortissima. Si parla di qualcosa come 1200-1300 individui che sarebbero sopravvissuti in una fase di un centinaio di millenni, dando origine, scusate, più che dare, prima di dare origine c'è un rischio fortissimo di estinzione. Cioè sono stati sul rischio di estinzione questi nostri antenati. Questi sono i numeri degli attuali panda, cioè specie appunto che consideriamo a rischio di estinzione. Qua bisogna sempre focalizzare, stiamo parlando di gruppi umani che vivevano in bande di cacciatori-raccoglitori, quindi erano individui sparpagliati nell'ambiente a bassissime densità di popolazione, 20-30 individui qui, 20-30 individui al di là del fiume, 20-30 al di là della montagna. Quindi comunque parliamo di bassissime, ma qui la strozzatura è fortissima. Tra l'altro altre indicazioni ci dicono che la Mid-Pleistocene Transition ha avuto effetti su altre specie portandole davvero all'estinzione. Per esempio conosciamo qui in Europa Homo antecessor, che è una specie che è stata indicata dai colleghi spagnoli nel 97 sulla base di reperti scoperti in un posto mitico che è la Sierra de Atapuerca dalle parti di Burgos nel nord della Spagna. Appuntatevi questi nomi perché l'anno prossimo ne sentiremo delle belle, perché gli spagnoli sono tornati a bajar, come dicono loro, a livello TD6 della Grandolina, che è uno di questi siti della Sierra della Puerca. In questo livello TD6 loro c'erano arrivati attraverso un sondaggio nel 94 e in questo sondaggio di 2 metri per 2 avevano trovato 80 fossili a cui avevano dato il nome di Homo antecessor. Poi hanno ripreso a scavare in estensione su tutta la dolina e adesso sono arrivati di nuovo a quel livello TD6, ma in un'estensione di svariati decine di metri quadri. E quindi se in 2 metri per 2 c'erano 80 fossili, immaginate quanti ne salteranno fuori. E tutto è pronto per il luglio dell'anno prossimo, quando verranno fuori probabilmente molti altri fossili di questa specie Homo antecessor. Loro proposero nel 97 il nome Homo antecessor e proposero soprattutto che Homo antecessor potesse essere l'ultimo antenato comune prima di Neanderthal, Sapiens e quelli che poi saranno i Denisova. In realtà poi le ricerche successive hanno mostrato che forse le cose non stanno così e che Homo antecessor è una sorta di ramo morto dell'evoluzione umana in Europa ed è un ramo morto proprio in corrispondenza di questo evento climatico, paleoambientale, che per i nostri antenati in Africa ha rappresentato una strozzatura rischiando l'estinzione. Per gli antecessor su in Europa ha rappresentato l'estinzione e basta.
Mentre i nostri, chiamiamoli così, a rischio di estinzione sì, ma non estinti, hanno avuto invece l'opportunità di modificarsi, e questo è del tutto coerente con un quadro teorico di biologia evoluzionistica che ha a che fare con gli eventi di speciazione. Noi sappiamo che le speciazioni cioè la formazione di nuove specie, quindi grandi cambiamenti, importanti cambiamenti genetici di tipo macroevolutivo, tendono ad avvenire in corrispondenza di forti strozzature demografiche, cioè in piccole popolazioni. E tutto sembra, quindi la tavola è apparecchiata per un rischio di estinzione da un lato, ma la possibilità generativa di una nuova specie dall'altro. E questo è quello che è successo. È probabile che tutto questo abbia generato nuove caratteristiche che da una specie umana precedente, che chiamiamo Homo ergaster, abbia consentito la formazione di una specie umana nuova, che è Homo heidelbergensis, di cui abbiamo parlato in quest'ultima mezz'ora, e che poi ha dato origine a tutto il resto della storia di cui vi ho appena detto. Grazie.